al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Liberamente. Buongiorno a tutti e benvenuti a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina nel post Pontida avrei voluto condividere con voi un'ultima analisi, un bilancio finale del messaggio politico, delle priorità emerse al tradizionale appuntamento della Lega. Poi ho letto l'articolo, tra molte virgolette, in realtà lo schizzo di fango, lui parla di fango ma lo schizzo di fango è il suo, di Francesco Merlo su Repubblica, una paginata di reportage, di nuovo tra virgolette, appunto dalla manifestazione di ieri, e ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché il bilancio di Pontida è chiaro. Ieri qui a Radio Libertà vi abbiamo trasmesso la diretta dell'evento, i nostri commenti, abbiamo intervistato alcuni degli ospiti importanti che erano presenti. Oggi sul sito trovate ulteriori contenuti che descrivono e fanno la cronaca politica di quello che è successo ieri, e quindi il bilancio di Pontida è chiaro. È molto istruttivo il pezzo di Francesco Merlo di oggi, perché dà l'idea di quell'altrove ideologico in cui ormai è rintanato il pensiero di sinistra, progressista, della presunta gente per bene, di quelli che si oppongono agli estremisti e ai sovranisti. È un pezzo proprio paradigmatico e vorrei leggere alcuni pezzi con voi perché è veramente istruttivo. Vabbè, esordisce dicendo che Pontida è stato un flop, ovviamente, per fortuna, perché oggi monopolizza le prime pagine di tutti i giornali, compreso il suo, quindi figurati se non era un flop. Ma al di là di questo, inquieta più di un successo, perché questi sono i mostri italiani dell'Europa uncinata. Cioè questo professorino dell'antirazzismo definisce i convenuti a Pontida i mostri italiani dell'Europa uncinata, cioè nazista. O se volete gli eroi italiani, come scandisce il fascistone olandese di governo Geert Wilders. Ora, qui il Francesco Merlo, il professorino col sopracciò, si rivela anche molto ignorante, perché tutto si può dire a Geert Wilders, ma non perché sia un fascistone. Geert Wilders rivendica proprio la sua formazione liberale, liberista in economia, ha più volte citato la Thatcher come suo modello, la Thatcher, caro Merlo, non Heinrich Himmler. È un seguace assoluto della Fallaci, dice che lui si oppone all'islamismo e all'eccesso di immigrazione islamica proprio in nome dei valori antifascisti, l'ha detto più volte, perché lui vede nell'islamismo una forma di ideologia totalitaria che mutatis mutandis replica oggi certi orrori del Novecento. Può non piacere a Merlo, ma definirlo fascistone è un'opera di falsificazione bieca o ignorante, scegliete voi, della realtà. Poi c'è ovviamente la destra frecciata degli ungheresi, degli austriaci, dei francesi e soprattutto di Orban, che è il capo dei capi, quindi una sorta di mafia che si è riunita a Pontida e si trasfigura, attenzione Orban, cioè il leader di un paese che è nell'Unione Europea, che è una democrazia, e si trasfigura nel loro Führer. Cioè Merlo si fa questa scampagnata a Pontida colmo dei suoi pregiudizi, vede nella realtà solo i suoi pregiudizi e con disinvoltura scomoda Hitler.
Cioè scomoda la più grande tragedia del Novecento, la Shoah, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, scomoda il nazismo per raccontare l'intervento di Orban, offendendo con questo tutte le vittime del suddetto nazismo. Poi ovviamente schiaffi a Salvini e a Vannacci. A un certo punto si chiede: è il razzismo che si è fatto astuto? A Parigi, a Vienna, a Berlino, i patrioti, anche quando arrivano prima alle elezioni, subiscono il cordone sanitario dell'emergenza democratica. Cioè rivendica espressamente quello che è andato in scena tristemente, per esempio in Francia, e cioè il fatto che ormai le elite europee possono mettere tra parentesi la democrazia quando la democrazia partorisce un esito sgradito a loro signori, sgradito a tutti i merlo del continente o i merli. E poi qui a Pontida sfilano in passerella gli zozzoni d'Europa. Gli zozzoni d'Europa, lo sentite, no? Tutto questo disprezzo antropologico del professorino presunto dell'antirazzismo, e impongono il nuovo Nero Continental alle panze da birra e salamella di questi militanti che sono una combriccola, alle panze da birra e salamella. Questa è la nemesi finale, cioè la sinistra che una volta aveva nella salamella, nella festa di popolo, nella festa dell'unità, nel legame con la vita reale, le persone reali, col lavoro reale, con la salamella, sì, che è una bella dose di realtà, aveva un suo valore. Poi proponeva ricette ovviamente che chi vi parla giudicava deliranti e totalitarie spesso, ma insomma stava nella realtà. Invece al professor Merlo non piacciono le panze da birra e salamella. Bene, io vi confesso che mi sono fatto sia una birra che una salamella alla faccia del professor Merlo, che chiude tutto questo suo sfogone veramente che trasuda razzismo antropologico a ogni riga, dicendo che a Pontida si è visto l'assaggio di un possibile terribile futuro, cioè che prevalgano nel continente ricette appunto che a lui non piacciono, magari sull'immigrazione, sulla difesa rispetto al radicalismo islamico. Non so cosa abbia visto, ma so invece il dramma di Merlo, so il dramma finale di Merlo. E il fango che mi ha rovinato le scarpe ne è il cattivo presagio. Si è rovinato le scarpe Merlo, accidenti, mi dispiace molto, si sarà rovinato le sue scarpe costosissime andando a fare questo reportage in mezzo a questi barbari, zozzoni, pseudo-nazisti con le panze piene di birra e salamella. Questo è l'alfabeto odierno della sinistra. Poi si meravigliano se perdono sempre. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto